Di sicuro c'è solo questo: Porto Marghera va considerata come un'area di crisi complessa. A formalizzare la definizione sono stati ieri rappresentanti di Regione, Comune e Province di Venezia, riuniti per quasi 3 ore a Palazzo Balbi attorno al famoso tavolo anticrisi, atteso da settimane, e al quale sono stati invitati a sedere anche il presidente dell'autorità portuale, le associazioni di impresa e le organizzazioni sindacali. Fuori invece ad aspettare l'esito dell'incontro gli operai della Vainis e di Montefibre, da oltre un anno in cassa integrazione a 750 euro al mese. Per Renato Chisso, presente al posto del governatore Zaia a Roma per i funerali dei 4 alpini, la priorità è individuare strategie che consentano in tempi brevi di concedere le autorizzazioni a chi vuole investire. Per Paolo Costa invece sarà la filiera porto logistica manifatturiera leggera a rilanciare l'area. Insomma, posizioni anche diverse che convergono però su un punto: la volontà di rilancio. Diciamo che questo è un primo passo e dobbiamo andare avanti anche con altre cose. E sono certa che comunque da parte delle istituzioni che sono interessate in questa richiesta c'è in maniera uguale da parte di tutti la convinzione che è assolutamente fondamentale lavorare insieme per non perdere questa grande opportunità per Marghera e soprattutto per i lavoratori di Marghera. Chiederemo al governo di venire a Venezia per parlare di Marghera, ha assicurato Luigi Brugnaro di Confindustria. L'idea condivisa è che il tavolo debba restare qui. Secondo la CISL, inoltre, solo l'integrazione tra chimica, manifatturiero, industria e green economy, logistica e portualità potrà essere la vera base di partenza per un rilancio. Intanto al responsabile del progetto Venezia della Regione è stato dato mandato di costituire un gruppo di lavoro tecnico per elaborare proposte operative entro i prossimi 30 o 40 giorni.